Appuntamenti in agenda per domenica 18 gennaio. 19ª mezza maratona delle Due Perle con partenza alle 8:45 da Piazza Martiri della Libertà a Santa Margherita Ligure. Seconda edizione della Portofino Marathon da Rapallo a Santa Margherita con partenza da Rapallo alle ore 9:15. Numerosi i partecipanti provenienti da diverse nazioni che potranno godere di panorami fra le Due Perle del Tigullio. La premiazione del sesto concorso Mieli di Liguria si terrà a Savona in Piazza di Vittorio numero 2. L'evento inizierà alle ore 9:30 e comprenderà interventi di tecnica apistica e l'illustrazione del regolamento europeo. Sarà presente l'assessore Paolo Ripamonti della Regione e sarà possibile partecipare a un pranzo su prenotazione. 22ª edizione della Festa del Libero Scambio di Semi Autoprodotti, Marze di Fruttiferi e Lieviti di Casa. L'evento si terrà al Bocciodromo a Santo Stefano d'Aveto dalle 10 alle 17. L'ingresso è libero. Ultimo giorno per visitare il Winter Park Genova con oltre 100 attrazioni a Ponte Parodi. Orari del Luna Park dalle 10:30 alle 24. In occasione del Mandillo dei Semi è prevista un'apertura straordinaria della Casa dei Semi del Consorzio della Quarantina e del Museo delle Patate del Parco dell'Aveto a Villa Rocca di Rezzoaglio dalle 15 alle 18. Appuntamento all'Abbazia di Borzone a Borzonasca per un incontro sul tema microorganismi alleati della salute. L'evento inizia alle 15:30 e sarà guidato dalla dottoressa Simona Gervaso, esperta nel campo. Il convegno Un'età da inventare, gli anziani al servizio del paese si propone di ripensare il ruolo degli anziani nella società contemporanea, promuovendoli come risorsa attiva. L'evento si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo, Corso degli Inglesi numero 18, con inizio alle ore 16. Gabriele Lavia dirige e interpreta Lungo viaggio verso la notte, un capolavoro sulla famiglia e la psicologia umana. Lo spettacolo è in scena al Teatro Ivo Chiesa di Genova alle ore 16. Torna a Chiavari la 7ª edizione di Obiettivo Creatività. Dario Apicella porta in scena l'Incanta Storie, un'esperienza magica per i bambini dai 4 anni. Con chitarra e valigia racconterà storie raccolte in giro per il mondo. Appuntamento alle ore 17 all'Auditorium di Largo Pessagno a Chiavari.